Attenzione, andiamo a fondo. Il vascello che cola a picco è l'economia italiana silurata dalla crisi. Il messaggio, forte e chiaro, arriva dai megafoni di Confindustria. Abbiamo toccato il fondo. Lo dicono i numeri inquietanti come il rantolio di un paese che sta morendo. Negli ultimi 6 anni sono stati bruciati 700.000 posti di lavoro, 815.000 a fine 2014. La disoccupazione oggi tocca la vetta del 12,4%, mentre la pressione fiscale nel 2013 ha raggiunto il picco storico del 44,6% del PIL. L'incubo prende vita. Secondo Unioncamere Veneto, il primo trimestre del 2013 ha registrato un nuovo crollo dei consumi, meno 7%. A nord-est, dall'inizio dell'anno, 1.800 negozi hanno chiuso le saracinesche, vale a dire 12 al giorno. Decisamente da parte nostra ancora un segnale di imbarazzo, di malessere. Questa è in realtà la faccenda come ancora la si può vedere senza voler ancora cadere nei tranelli delle promesse. Da Confcommercio Veneto arriva la conferma, andiamo a picco, ma il governo mette una pezza per chiudere la falla. Con il decreto lavoro il Consiglio dei Ministri prova a dare una boccata d'ossigeno alle imprese in 2 mosse, rinvio dell'aumento dell'IVA di 3 mesi e sgravi fiscali per chi assume. La reazione però in Veneto è tiepida. Sono un brodino rispetto a un malato che è ancora gravissimo. Credo sia doveroso intraprendere iniziative verso i giovani, ma rimane un problema. Se manca il lavoro, l'occupazione dove si fa? Noi crediamo che questo sia un buon punto di partenza, c'è la necessità però che il governo continui ad andare in questa direzione. Il giudizio resta sospeso, positivo, a condizione che questo decreto per il governo sia il primo passo e non l'ultimo. Insomma, il traguardo è lontano e le forze economiche aspettano che il governo metta il dito nella vera piaga, la spesa pubblica. Non si è fatto nulla per quanto riguarda il taglio della spesa pubblica, perché quelle risorse possono essere messe a disposizione per stimolare l'economia, per stimolare i consumi, per ridurre il costo del lavoro, quindi il cuneo fiscale, senza passare attraverso ulteriori aggravi della tassazione e delle imposte che pesano già eccessivamente sulle famiglie, sui cittadini e sulle imprese.